Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Buona settimana. Diamo finalmente qualche notizia buona in termini di evoluzione del tempo, perché l'alta pressione potrebbe finalmente rimontare sul nostro territorio, donarci un periodo più tranquillo, anche se si tratta di un'evoluzione graduale. In effetti, con la prima mappa che volevo farvi vedere incentrata a metà settimana, una mappa circa 5.500 metri che ci fa vedere in effetti la risalita dell'alta pressione con i colori in rosso, e questa dinamica di risalita dell'alta pressione sarà un po' il filo conduttore per i prossimi giorni. Andiamo a vedere a tal proposito quella che è la possibile distribuzione delle precipitazioni nei prossimi giorni. Iniziamo con la giornata di lunedì, quando vediamo qua e là macchia di leopardo, qualche macchia di precipitazione sul nostro territorio. Pensiamo ad esempio che nella tarda serata di domani qualcosetta sul nord-est, ma si tratterà di fenomeni in rapido passaggio. Alla volta invece di martedì, da notare in corrispondenza delle Alpi a nord delle Alpi un accumulo di precipitazioni che poi scivoleranno nella tarda serata verso nord-est, e qualcosetta sul Veneto più orientale e sul Friuli. Si tratta di un fronte che appunto scivolerà e che porterà un passaggio instabile soprattutto in queste zone accennate. In effetti alla volta di mercoledì ci sarà tempo in graduale miglioramento, a parte dei fenomeni sull'area tirrenica e sull'Adriatico meridionale. E invece, per quanto riguarda il tempo, a partire da giovedì si può dire che le indicazioni sono finalmente positive, appunto per la figura di alta pressione di cui accennavamo prima. E in effetti cosa accadrà? Che il tempo inizierà a ristabilirsi, finalmente ci sarà qualche raggio di sole in più, però attenzione, come succede in questo periodo, al ritorno delle foschie e delle nebbie nel corso della nottata e delle prime ore del mattino sulle aree pianeggianti e sulle vallate interne. Per ora è tutto, ci sentiamo nel prossimo appuntamento, sempre se avete tempo e voglia, e intanto vi auguro buona settimana.